Amici, ben ritrovati a F Motori, il magazine settimanale del motorsport su Telefriuli. Un saluto da Marco Angileri. In questa puntata sentiremo i protagonisti del Rally Valli della Carnia, Coppa Italia di zona dello scorso fine settimana, e poi Italian Bahia, Coppa del Mondo Cross Country Rally, Coppa Europa e Campionato Italiano, che questo fine settimana sta andando in scena nella Destra Tagliamento. Un weekend spettacolare con un numeroso pubblico presente sabato 2 e domenica 3 luglio all'8ª edizione del Rally Valli della Carnia, competizione valida per la Coppa Italia di zona, un evento che si è ripreso l'affetto della gente in piazza D'Ampezzo, nei comuni attraversati dalla corsa e lungo le prove speciali, confermando una qualità organizzativa di alto profilo. Marco Signore e Patrick Bernardi hanno letteralmente dominato e conquistato il loro secondo sigillo dopo la vittoria del 2019. La Skoda Fabia Rally 2 del driver trevigiano è parsa inavvicinabile dagli avversari sin dalle prime battute del sabato, dopo il passaggio sulla prova spettacolo Voltois in partenza dal centro di Ampezzo, presa d'assalto da pubblico, e poi il doppio sprint in discesa da Avaglio nel comune di Lauco fino a Villa Santina. Domenica Marco Signore ha incrementato il vantaggio con il triplo passaggio sulla Val di Lauco, con arrivo alle porte di Tolmezzo, e mantenendo a distanza gli avversari nei due passaggi sulla PS Passo Duron. Tempo totale 52 minuti e 59 secondi. Le prove sono molto difficili comunque, dal 2019 che non venivo qua. Ho fatto solo la prova, quella spettacolo, diciamo, in centro a Ampezzo, e per me il resto sono completamente nuove. Siamo partiti con il nostro ritmo, direi abbastanza bene. Devo ancora migliorare qualcosa perché qualche secondo mi ha lasciato qua e là. Tornando alla prova del Duron, cosa ne pensi? Una prova per te nuova, hai vinto nel 2019, mi sembra che non c'era. No, quella non c'era sicuramente, mi aspettavo molto più grip, invece tutto al contrario, era molto scivolosa. E infatti anche i tornantoni facevo fatica a farli puliti e proprio non sono riuscito a interpretarla bene. E infatti io ho fatto il secondo tempo a poco dal primo, però non sono riuscito a mantenere il solito distacco al chilometro rispetto alle altre prove. Parlando della prova spettacolo del sabato sera, una marea di gente vuole bene ai rally, lo ha dimostrato in questa occasione il popolo di Ampezzo. Sì, ho visto, sinceramente ho buttato l'occhio qua e là perché non avevo molto tempo di guardare tanto in giro. Sicuramente in partenza ho visto veramente molta gente, ma qui, come insomma anche al Piancavallo, ho visto molti appassionati, e si vede che questo rally è molto sentito. La tua stagione come continuerà? Ma adesso, dopo questa gara qua, non so se andremo a Rally della Lana, che fa parte sempre del campionato italiano del CIRA, e poi probabilmente faremo le Alpi Orientali sempre per la gara di Coppa Italia, e poi continuare col San Martino di Castrozzo, valevole per il CIRA, e poi vediamo in base anche ai risultati. Arrivare anche nel Lazio per la finale, immagino, e lì con voglia di mettere tutti dietro. Sì, quello è l'obiettivo del nostro Coppa Italia, di arrivare a fare, appunto, di qualificarci per la finale a Lazio e provare anche a far bene anche lì. Seconda posizione nella classifica assoluta, a 50 secondi dai vincitori, Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi, vincitori lo scorso anno con il numero 1 sulle portiere della Hyundai i20 Rally 2. Partiti condizionati dalla notevole pressione e dalla battuta d'arresto al Rally Piancavallo di maggio, chiudono al sabato sera al quarto posto, andando all'attacco la domenica timbrando il miglior tempo sul primo passaggio della Speciale Duron, poi sospesa a causa di un incidente senza conseguenze alla Skoda di Dimitri Tomasso e Matteo Turatti, vincitori nel 2014. Terza posizione per Rudy Andriolo e Manuel Menegon sull'altra Skoda Fabia Rally 2. Giù dal podium autori di una gara da incorniciare, e primi tra gli over 55 Claudio De Cecco e Jean Campeis, ancora sul pezzo sull'altra Hyundai i20 Rally 2. Uno che non molla mai sicuramente Claudio De Cecco, ci sono giovani però lui è sempre lì tra i primi. Cerchiamo di fare del nostro meglio, ovviamente dai. Come sta andando la vettura in questi 2 giorni? Va bene, la macchina va benissimo, il problema non è la macchina, insomma, il problema è che io riesca a portarla, e quindi insomma bene dai, cerco di tenere un passo veloce ma senza esagerare per non trovarmi in difficoltà dopo fisicamente.
Immagino che per te ci sia la volontà di arrivare tra i primi nella Over 55, nella finale nel Lazio. No, quello è il mio obiettivo principale. Ovviamente adesso sono abbondantemente primo dell'Over 55, quindi cerco di fare comunque del mio meglio, ma insomma una posizione in più o in meno in assoluta non mi cambia e quindi va bene così. E il team, ovviamente Friul Motor, continua ad alti livelli a così servire dei fior di piloti un po' ovunque. Sì, abbiamo questi due programmi ufficiali, uno è il campionato italiano con Basso, che per dire la verità stiamo cercando di trovare la quadra con la macchina, mentre con Turk abbiamo già vinto 3 gare in Slovenia e quindi siamo in testa al campionato, speriamo di proseguire su questa strada. Completano la top 10 Federico Laurencic ed Alberto Mlakar al quinto posto su Skoda Fabia, stessa vettura per Nicola Cescutti, assistito alle note da Paolo Carnielutti al sesto posto, seguiti da Giampaolo Bori ed Erika Furlan su Skoda Fabia in settima posizione. Pesavento e Zanella si piazzano ottavi, seguiti da Alberto Martinelli e Giulio Calligaro su Skoda Fabia al nono posto. Con Federico Laurencic piano piano stai prendendo le misure a questo Rally Valli della Carnia? Sì, diciamo a momenti abbiamo un buon ritmo, certe volte un po' ci perdiamo, però dopo un paio di modifiche alla macchina che adesso abbiamo toccato un po' l'assetto, insomma sembra che vada un po' meglio. Forse in passato trovare la costanza per te è stato più difficile perché queste vetture molto performanti bisogna viverle continuamente. Sono vetture che vanno molto forte in curva e quindi bisogna guidarle tanto per aver fiducia di entrare veramente forte in curva. Immagino che in questa stagione ci sia spazio anche per qualche gara all'estero, voi della Gorizia Corse siete molto attivi oltre confine. Ma all'estero, in Slovenia o Croazia, le gare sono belle, quindi ci andiamo volentieri, insomma. Sentiamo il tuo navigatore Alberto Mlakar, andiamo fuori un po' bilancio. Certo che questo tuo ritorno ha voluto dire anche cambiare un po' le abitudini di navigazione, perché queste sono vetture che hanno dei livelli alti, percorrenza in curva notevole, e cambia un po' anche il mestiere del navigatore. Ah sì, io avevo lasciato il sedile di destra per un po' di anni, ma insomma con piacere, quando Federico mi ha proposto di tornare a sedermi in fianco a lui, ho accettato. Sicuramente è cambiato tanto con le macchine, sono cambiati gli assetti, le gomme, quindi la velocità e la percorrenza in curva è molto più alta, specialmente con le Rally 2 che insomma sono quasi il massimo che si può avere. Stiamo provando, stiamo rimettendo insieme un po' di meccanismi, a volte ci riescono bene, a volte un po' meno. Accenno destro Dossato in sinistra 6 lunga, 2 tempi per sacrifica destra 5 lunga cieca. Sì, siamo partiti con l'intento di andare forte sempre, però purtroppo alla partenza della Fusea siamo arrivati lunghi sulla primissima inversione, purtroppo si è spenta la macchina, abbiamo dovuto fare manovra, ci siamo girati, abbiamo perso un sacco di tempo, però noi siamo rientrati poi alla prova successiva, ci siamo divertiti, quindi vuol dire che l'obiettivo è andare a prendere prova per prova e vedere dove siamo. Erika, vuoi ritornare come un tempo, macinando rally su rally e portando poi a casa dei bei risultati? Io ci provo, la passione non finisce mai, soprattutto sono contenta di aver ritrovato Giampaolo, perché ti dirò una curiosità. Io e Giampaolo abbiamo corso 11 anni fa insieme e partivamo col numero 7 a Rally di Maiano. Qui siamo di nuovo in Friuli, a Udine, col numero 7 con la Skoda, per cui era destino, dai. Come continua la vostra stagione? O la tua, chiaramente, a disposizione di altri piloti? Allora, noi facciamo tutto l'impegno del quarta zona, puntando vediamo se arriviamo alla finale. Io ho degli altri impegni personali che andrò a sviluppare dopo la seconda metà dell'anno, che potrebbero essere delle gare su terra, come degli impegni che non ti dico, ma te lo farò sapere. Beh, lo sai, io sono un territoriale, quindi sicuro a casa mia. La gara è sempre bellissima, organizzata sempre in maniera magistrale. Per noi sta andando abbastanza bene, abbiamo qualche problema con gli pneumatici, forse abbiamo fatto una scelta un po' troppo dura e meno conservativa per provare a vedere se le prestazioni potevano aumentare, invece siamo lì che stiamo un po' così tribolando. E adesso vediamo, dovremo fare delle modifiche all'assetto soprattutto e vediamo cosa salta fuori. La gara è bellissima, la prova di Fusea dopo tantissimi anni l'hanno riproposta con questa discesa con tanti tornanti, è molto cattiva, quindi per me è super.
Per te, navigatore, il Rally Valli della Carnia, ci sono delle sensazioni ogni volta nuove che si provano, soprattutto nei vari passaggi. Mi viene in testa Duron, dove il rally viene trasformato in una vera e propria festa. Ecco, devo dire che è bellissimo perché tu vai a fare, a parte che c'è molto pubblico un po' dappertutto, però quando arrivi a Paularo sembra di entrare un po' in un'altra repubblica e loro sentono molto l'evento sportivo e c'è tantissima gente sul percorso. La tua stagione come continuerà, Paolo? La mia stagione prosegue nel terra con Alessandro Bettega. Quest'anno corro con un pilota nuovo nell'IRC, nell'asfalto, sempre con la Skoda, corro sempre nella stessa categoria e forse mi si apre qualche orizzonte per qualche cosa all'estero, più che altro ride. Una penalità estromesso dai 10 Enrico Zille sulla Ford Fiesta Rally 2, mettendo dentro la Renault Clio Williams di Marco Zanier, a sua volta dominatore incontrastato della classe A7. Il driver di Lestance ha fatto come sempre il fenomeno in confidenza con il suo mezzo preparato in casa. Secondo sul podio di classe A7 Stefano Paronuzzi, seguito da Matteo Righini. Dominio quasi netto di Bernard Zanon tra le Renault Clio Super 1600, seguito da Marco Marchiolla. Nella Rally 4 vince Giacomo Pasa davanti a Matteo De Sabata e Fabrizio Martinis, finalmente al volante nell'amatissima Carnia. Prestazione super per Gabriele Bassutti su Peugeot 106, 19esimo assoluto e primo in A6, che non ha lasciato spazio a Carlo Zinutti, comunque sempre molto veloce. Confronto serrato nella classe N2, carica di rivalità con 26 equipaggi al via. Alla fine la spuntata Dimitri Cortese replicando la vittoria del Piancavallo, precedendo Nicola Florit secondo e Luca Bennincal terzo posto. In classe Rally 5 la vittoria va al giovane Matteo Doretto, mentre Alessandro Cepek fa sua la classe N3. Sinistra 4 meno corta, buona in destra 6 lunga, 2 tempi 30 imposta, sinistra 4 meno corta, buona per accenno destro Dossato in sinistra 6 lunga, 2 tempi per sacrifica destra 5 lunga, cieca per destra 4. Uno che spacca la classifica della R5 è solitamente Marco Zanier, che con la Clio A7 riesce sempre a volare. Sì, oggi è andata bene, ci stiamo divertendo, siamo partiti bene. Adesso la seconda prova è stata interrotta per un incidente, insomma ci siamo fermati a 50 metri dalla fine. Stava venendo bene anche quella, dai, comunque. Per te prove nuove, come le stai vivendo? Soprattutto quella ieri, la Vaglio, poi quest'oggi anche l'Auco Fusea modificata. Sì. No, la Lauco Fusea è bellissima fin sotto, ma anche la Vaglio, anche se è larga, a scendere è divertente, si viene giù forte, dai, si viene giù bene. E poi le sensazioni di ieri sera, tanto pubblico, poi il tuo fan club come sempre numerosissimo e rumorosissimo nella prova spettacolo Voltois, il doppio passaggio di ieri sera. È bellissimo qua su. Tutti gli appassionati che ci sono, è proprio bellissimo l'ambiente, anche Enrico che viene da Piacenza ha detto qua su è spettacolare perché proprio appassionati tutti, anche la gente, insomma. Fabrizio Martinis corre sulle strade praticamente di casa dopo tanti anni da organizzatore, quest'anno è arrivata l'ora di mettere il casco e ovviamente gareggiare al Rally Valli della Carnia. Come sta andando? Abbastanza bene, mi sembra. Sì, diciamo abbastanza bene, abbiamo sofferto un po' nella discesa di Fusea perché ho azzardato una scelta di gomme un po' troppo morbida, comunque diciamo che nel complesso sono contento e cerchiamo di arrivare a sera. Pasa veramente un ragazzo terribile, un pilota che va forte. Beh, preferisco avere raffronti con persone che vanno forte, che così almeno ci misuriamo con persone in gamba e che accelerano. Nonostante una tua grandissima esperienza nei rally, hai corso praticamente ovunque, ieri sera c'è stata quella grande emozione quando sei partito. Ho detto emozione, ce l'ho sempre nel cuore, quindi penso che mi rimanga. Spero che mi rimanga. Nella bella battaglia tra le Rally 4 sta andando molto forte anche Matteo De Sabata con la Giulia Barbiero. Allora, stamattina meglio di ieri, la macchina la sento giusta, non sto forzando, però ne abbiamo fatta solo una purtroppo stamattina, quella di Fusea, perché il Duron ce l'hanno annullato per incidente, quindi speriamo nel pomeriggio di fare qualcosa di meglio ancora.
È chiaro che il podio per ora è alla portata, ma la soddisfazione immagino derivi dal fatto che la classe è numerosissima. Sì, la classe è di 18 equipaggi, per adesso siamo terzi, non credo di riuscire a posizionarmi più in alto, però voglio rimanere almeno su quella posizione lì. Signor Patrick Bernardi. Tutto questo fa del bene ai rally, perché il rally è vicino al pubblico e anche il pubblico qui è molto vicino a noi. Grazie. Grazie Franco Cunico. Buonasera, con noi collegato da Pordenone c'è Carlo Ragogna, responsabile dell'ufficio stampa dell'Italian Bahia. Siamo entrati e siamo in piena Italian Bahia. Sì, buonasera agli amici di F Motori, siamo in piena Italian Bahia. Oggi sabato si sono corse i settori selettivi della Coppa del Mondo, della Coppa Europa e del Campionato Italiano. Stasera c'è la cerimonia di premiazione. Dunque, 3 gare, lo ricordiamo agli amici a casa, la gara valida per la Coppa del Mondo Cross Country Bahia, poi c'è il campionato italiano Cross Country Rally e Side by Side per i veicoli leggeri, gara tra virgolette più corta, però possiamo dire con un coefficiente che rende ancora più appetibile per i piloti che corrono per il campionato italiano. Esatto, dopo il prologo di ieri e i 2 settori di selettivi oggi e nella conclusione della prova valida per il campionato italiano Cross Country Bahias, perdonami se ti correggo perché è la denominazione ufficiale di quest'anno, campionato italiano Cross Country Bahias e campionato italiano Side by Side, per cui 2 titoli separati a seconda che si tratti di side by side veicoli oppure di prototipi o vetture derivate dalla produzione in versione cross country. Si conclude stasera con la premiazione. Oltre alla prova iridata che continua domani con l'ultimo settore selettivo, c'è anche la Coppa Europa, sempre targata FIA, ovvero Federazione Internazionale dell'Automobile. Dunque, è cambiato rispetto allo scorso anno. Una delle cose che balzano più all'occhio è il chilometraggio della prova, perché è notevolmente superiore a quello dello scorso anno. Ci avviciniamo veramente ai grandi raid, chiaro, lì i chilometraggi sono notevolmente superiori, però è stato fatto un passo in avanti. Diceva Tavella, la gara con una prova speciale più lunga in Italia in assoluto di sempre. Sì, in effetti siamo riusciti a trovare il chilometraggio ideale per l'Italian Bahia. Già con il prologo di ieri, che sui 15 km, insomma, partendo dal Valvadrom, era già un prologo importante rispetto alle passate edizioni, e poi questo settore selettivo che insomma misura circa 110 km, ecco, esageriamo un pochino, un po' più, un po' meno, perché dipende insomma dalle tracce. Certamente è un chilometraggio importante e ci consente insomma come posso dire, di realizzare le aspirazioni che avevano i nostri piloti, soprattutto sul versante nazionale. Ho visto in sala stampa anche numerosi giornalisti esteri a testimonianza del fatto che la gara, soprattutto quella valida per la Coppa del Mondo, resta un evento di grande visibilità internazionale. Sì, e questo nonostante ovviamente quest'anno scontiamo la situazione internazionale molto critica, non ci nascondiamo che la guerra tra la Russia e l'Ucraina, per l'Italian Bahia, ovviamente senza affrontare altri discorsi molto più delicati e purtroppo anche tragici, comunque dal punto di vista prettamente sportivo significa per l'Italian Bahia aver rinunciato a delle partecipazioni importanti che arrivavano dall'est europeo. Quindi nonostante questo siamo arrivati quasi a 70 iscritti, quindi un numero altissimo di partecipazioni, tantissime partecipazioni dall'estero oltre che dall'Italia, e quindi anche un interesse mediatico, come dicevi tu, con molti inviati della stampa e delle TV straniere. Carlo, 70 più o meno partecipanti è un numero impensabile fino a qualche mese fa. Sì, era assolutamente impensabile, però il termometro noi l'abbiamo avuto subito con un'alta temperatura, perché già a fine maggio, e quindi a metà circa del periodo di iscrizioni, avevamo già superato la soglia dei 40 fatidica, e diciamo che storicamente questo numero non l'avevamo raggiunto. Se dobbiamo andare a una situazione di questi numeri, dobbiamo andare indietro negli anni, anche 15-16 anni fa, insomma in un altro periodo assolutamente. Negli ultimi anni
italiani, anche perché ovviamente anche nei rally, insomma, in generale il motorsport soffre per questioni prettamente economiche, le partecipazioni sono più risicate, il numero, cioè rasentare il numero di 70, io posso assicurare da esperto del settore che è un numero altissimo. Beh, tornando indietro di un paio di mesi, partiamo dal Piancavallo in poi, grande numero di iscritti. Lo scorso fine settimana Rally Valli della Carnia, 118-120, altro numero molto positivo. E poi Italian Bahia che si conferma con un altro numero positivo, circa una settantina. Questo è per chiudere una tripletta che tu segui poi come responsabile di ufficio stampa, possiamo dire molto molto positiva per i numeri che appunto dimostra l'elenco iscritti. Sì, e io credo che vada giustamente sottolineato la qualità organizzativa delle 3 gare che tu hai nominato, perché se non c'è una qualità organizzativa le partecipazioni poi non le ottieni, cioè le ottieni in un momento, ma poi l'anno successivo, nelle successive edizioni, non confermi quei dati, perché tu devi dare una garanzia di efficienza. Questa del Fuoristrada Club 4x4 Pordenone è innegabile, ma vale anche per Knife Racing come organizzazione di Piancavallo e come Carnia Pistons per l'organizzazione del Rally Valli della Carnia. Italian Bahia ormai ha trovato la sua collocazione ideale nell'interporto di Pordenone, un centro logistico che abbraccia diciamo tutto il movimento in maniera secondo me ideale, perché la struttura sembra cucita apposta per una gara come l'Italian Bahia. Sì, è una posizione ideale, una location proprio adatta, insomma, a questo tipo di manifestazione, anche perché siamo vicini all'innesto con l'autostrada, quindi facendo la superstrada si raggiungono subito i teatri di gara, quindi è molto comodo da questo punto di vista. Poi la struttura si presta perché ha un centro direzionale dove noi abbiamo allestito tutta la struttura del quartier generale, dalla direzione gara alla sala stampa, al centro classifiche, al centro media per le interviste e poi anche per le cerimonie di premiazione, di partenza prima e di premiazione poi, che sono sempre un fiore all'occhiello da parte nostra, perché voglio dire, quando noi non possiamo sviluppare dei percorsi troppo vasti perché il dato territoriale è quello, cerchiamo di lavorare bene sugli aspetti organizzativi, e quello delle cerimonie di partenza e di arrivo molto scenografiche è un punto a nostro favore. Beh certo, lo dicevi un attimo fa, avere un palco immenso con 2 mega schermi diventa anche spettacolare e valorizza poi chi è protagonista. Gli equipaggi ovviamente in gara ci tengono particolarmente ad avere questa scenografia, che perché mette in risalto le vetture, gli sponsor, e questo è fondamentale. Sì, e tra l'altro quest'anno in particolare abbiamo anche un ospite americano, perdonami che devo leggermi la nota, Mark Van Meter, è un americano, lui è il manager del Terrible Herbst della California, cioè è un team molto quotato della California, paragonabile al team Overdrive qui in Europa, fa correre dei truck motorizzati Ford con motori 8 cilindri da non so quanti cavalli, insomma delle potenze eccezionali. Lui è qui per visionare il percorso e magari per proporsi nel 2023, quindi per noi è una ghiotta occasione di mostrare tutte le caratteristiche e le positività dell'Italian Bahia. E poi, perdonami, vorrei anche citare quella che è una rivoluzione, o perlomeno noi l'abbiamo presentata così, cioè l'Italian Bahia gareggia per la prima volta un team interamente femminile, e già questa sarebbe una cosa importante. Anni fa c'era stata l'esperienza del Pink, un team creato da Chiara Zoppellaro e da altre, insomma un team italiano, ma questo viene dall'Arabia Saudita, quindi vuol dire in un paese che ha riconosciuto solo 4 anni fa la licenza di guida alle donne, è riuscito addirittura a costituire un team al femminile, si chiama Shero Saudi Women's Rally Team, qualcosa del genere, adesso non vorrei sbagliarmi, ma insomma è un team saudita che viene a correre con 3 equipaggi. Però guarda caso chi è il team manager? Una napoletana, si chiama Iole De Simone, ha trovato una seconda casa a Riyadh, che è la capitale dell'Arabia Saudita, però lì ha trovato le condizioni per costituire, per fondare e far crescere questo team, che viene ad allenarsi all'Italian Bahia, poi farà altre prove internazionali per provare a correre la Dakar a gennaio 2023. Notizie sicuramente positive come quest'ultima, appunto, di avere un team
dall'Arabia Saudita. Lo ricordiamo, fino a qualche anno fa le donne non potevano guidare, adesso sono loro protagoniste al volante delle vetture all'Italian Bahia. Ricordo 8, 9, 10 luglio. Ringraziamo Carla Rogogna, che è il responsabile della comunicazione della gara pordenonese. Grazie e ancora buon lavoro. Buona serata agli amici di F Motori, ciao. Tocca